La pedemontana veneta è uno degli argomenti più dibattuti in questo momento. Oggi abbiamo voluto provarla partendo da qui, dal centro di Speresiano, facendo una tappa intermedia a Montebelluna e poi appunto concludendo il nostro viaggio a Bassano per poi tornare indietro. Ma abbiamo voluto testare anche l'alternativa alla pedemontana, ovvero la strada provinciale e che prima appunto portava a Bassano ed era l'unico modo per raggiungere Bassano. È chiaro che per fare questa valutazione ci sono anche dei parametri soggettivi da tenere in considerazione, come il consumo della propria auto oppure il fatto di trovare effettivamente degli imprevisti lungo la strada. Noi abbiamo cercato di essere oggettivi e cercare quindi di mantenere gli stessi parametri nei due diversi percorsi. Per questo video abbiamo scelto di percorrere l'andata lungo la SP 248 e il ritorno lungo la nuova superstrada pedemontana, con una sosta nel mezzo a Montebelluna. Come veicolo abbiamo scelto la nuova Nissan Qashqai 1300 Tecna, gentilmente concessaci dalle concessionarie Sarlo Group. Abbiamo fatto 30 euro di benzina che secondo il computer di bordo dovrebbero permetterci di fare 226 km. Montebelluna è impostato sulla base di Google Maps, quindi ci porterà in centro a Montebelluna e non al casello di Montebelluna. In questo momento, se impostiamo Montebelluna sul nostro navigatore, il navigatore consiglia la strada a pedaggio con percorso più veloce e il traffico regolare. Sono 19 km e 25 minuti. Ora invece noi faremo l'altra strada, quindi senza pedaggi, e vedremo in quanto tempo riusciamo ad arrivare a raggiungere la nostra destinazione. Abbiamo percorso il primo tratto da Spresiano a Montebelluna di 19 km circa tra le 13:30 e le 14, incontrando un traffico moderato e qualche semaforo rosso. La maggior parte del percorso l'abbiamo trascorso con un'andatura nei limiti di velocità, con una media di 43 km all'ora e un consumo di circa 6,2 litri ogni 100 km. Bene, allora siamo arrivati in piazza Tommaseo a Montebelluna, il tempo di percorrenza sono 26 minuti e 44 secondi, facendo appunto la strada normale, quindi non la pedemontana, l'alternativa alla pedemontana che passa per i comuni di Nervesa, Giavera, Volpago e poi appunto Montebelluna. Il secondo tratto di strada di circa 29 km tra Montebelluna e Bassano è stato il più critico per il traffico. Specialmente a Onè di Fonte e a Casella d'Asolo abbiamo trovato alcuni rallentamenti che ci hanno fatto perdere circa 2 minuti e mezzo. Gli aiuti alla guida della Qashqai sono tornati utili per rendere meno stressante il parti e riparti durante la coda. La media è stata di 43 km all'ora e il consumo di 6,6 litri ogni 100 km. Bene, siamo arrivati in centro a Bassano, qui alle mie spalle. Il tempo di percorrenza è stato di 1 ora e 5 minuti. Ora invece torniamo indietro per la pedemontana veneta e vediamo quanto tempo riusciamo a risparmiare e quali sono i costi anche che ci troviamo a dover subire. Allora, per tornare a Spresiano, appunto, proviamo a impostarlo sul navigatore. Ci dà 50 minuti passando appunto per la pedemontana, invece in alternativa abbiamo 1 ora di strada passando per la strada provinciale normale. Ora vediamo se effettivamente sono veritieri questi dati. Scegliendo la strada pedemontana veneta da Bassano a Montebelluna, il tragitto da centro a centro conta ben 42 km, quindi oltre 10 in più dell'altro, ma è chiaramente più piacevole da percorrere. Le parti più critiche sono ovviamente quelle che consentono l'allontanamento o al contrario il raggiungimento del centro della città, che rendono meno performante il risultato finale. Impostando il limitatore a 110, e credetemi verrebbe da affondare il pedale, la tempistica è comunque migliore rispetto a quella registrata lungo la provinciale, nonostante la sosta, il casello e l'attesa della ricevuta. In autostrada a 110 si risparmia anche un po' di benzina. Il consumo medio è stato di circa 5,3 litri ogni 100 km. La velocità media di tutto il percorso è stata di 65 km/h. Il costo, ma questo lo sapete già, è di 5,50 euro. Ok, siamo tornati in piazza Tommaseo. Prima avevamo fatto il tempo da piazza Tommaseo fino al centro di Bassano
di 40 minuti, ora il ritorno è stato di 32 minuti e mezzo, quindi un risparmio di circa 8 minuti per quanto riguarda la Pedemontana. Adesso riprendiamo e da qui andiamo fino a Spresiano Centro. Ritornando dal centro in Pedemontana e poi dal casello di Montebelluna a quello di Spresiano e poi dal casello di Spresiano fino a Spresiano Centro, il percorso parziale misura qualche chilometro in più rispetto alla tratta sulla provinciale, ma l'autostrada consente un percorso casello-casello davvero veloce. Il problema vero sta nel raggiungere la SPV dal centro di Montebelluna, il che ci costringe a fare il mini put e a perdere parecchio tempo. Da qualsiasi altra destinazione lungo la Feltrina i vantaggi sarebbero molto più evidenti, anche se resta il fattore costo che si attesta, come sapete, a 2,50 €. Molto più scorrevole invece è l'uscita di Spresiano, che consente di sgusciare in Pontebbana all'altezza dell'Odissea, dove comunque perdiamo qualche altro minuto per immetterci. Bene, allora siamo tornati a Spresiano, da Montebelluna a Spresiano il tempo è stato di 21 minuti e 46 secondi, quindi il risultato è che sicuramente in Pedemontana si risparmia qualche minuto, il costo totale è stato di 5,50 € il primo tratto e 2,50 € il secondo tratto. Il risultato lo lasciamo commentare a voi perché, come abbiamo detto all'inizio, è molto relativo e ognuno ha un po' le proprie preferenze in fatto di accelerazione, in fatto di destinazioni e soprattutto anche in fatto di comodità.